Beh, penso che sia un canto questo che ha bisogno di pochissime presentazioni, ossia è uno dei canti più noti ancora oggi. Sono pochissimi i canti che ci siamo portati avanti fino ai giorni nostri. Questo è uno dei 8, 7, 8 canti che ancora si praticano. Si praticano però senza conoscenza del testo e questo è un peccato, in quanto il testo di questa canzone ha una strofa, che è la strofa centrale, che connota chiaramente un'epoca storica e un uso abituale di quell'epoca storica. Allora, partiamo da capo. La mula de Parenzo che ha messo su bottega, de tutto vendeva fora che il baccaià. Se i mari fosse del Toccio e i monti de Poenta, o i mamma che tocciae de Poenta e baccaià. Questo nasce nell'area triestina istriana, in quella zona lì nasce questo canto. Poi viene verso di qua, quindi verso la pianura veneta, la pianura quella dell'Alto Adriatico. Lì non si canta la mula de Parenzo, cioè qui da noi nell'area trevigiana non si canta la mula de Parenzo che ha messo su bottega. Queste sono le strofe che vengono dopo. La canzone comincia a me morosa vecchia, a tegno de riserva e quando spunta l'erba la mando a pascolare. Allora, qui viene fuori un ruolo della donna completamente diverso. Uno racconta di un mestiere, l'altro racconta di una donna che insomma trattata come gli animali da pascolo. E quindi già questo divide. In mezzo, allora a seconda della zona, se siamo nella zona dell'Alto Adriatico che va verso l'Istria, si parte con la mula de Parenzo che ha messo su bottega. Se si è di qua si canta la memorosa vecchia, la tegno di riserva, e al centro però sempre c'è una strofa che è: tutti mi dicono bionda, ma bionda io non sono, porto i capelli neri, neri per fare l'amor. Nasce così. Da noi, siccome era incomprensibile nel momento in cui la canzone è arrivata nell'area della pianura veneta, non si comprendeva perché neri per fare l'amor, quindi si è trasformato in neri come il carbon, che sta, ma è completamente un'altra cosa, in quanto succede questo: le donne fino a un determinato periodo che poteva essere metà del secolo scorso, le donne sposate usavano il fazzoletto in testa per lavorare a casa, la domenica per andare a messa, quando uscivano di casa. Allora quando uscivano di casa lo legavano sotto al mento, quando lavoravano lo legavano dietro, però comunque i capelli erano sempre coperti. Quindi la donna impegnata aveva i capelli coperti, aveva la testa coperta. Quindi tutti mi dicono bionda, ma bionda io non sono, porto i capelli neri, neri per fare l'amor, voleva dire sono una donna fedele, cioè uso il fazzoletto, i capelli non schiariscono col sole, perché le donne che andavano via col capo scoperto erano delle poco di buono e durante l'estate i capelli schiariscono e quindi nasce da questo, neri per fare l'amor, era segno di fedeltà non avere i capelli schiariti dal sole, e quindi per questo questa strofa è centrale. Quando arriva da noi, incomprensibile, cioè presa per assonanza come tantissime altre canzoni, prende una connotazione diversa, quindi neri come il carbone. Raramente ci si chiede la storia di un testo, raramente ci si pone di comprendere socialmente cosa volesse dire quel testo, si canta e poi si perde, proprio perché non c'è più un senso nel cantarlo. Cioè, se io lo canto per raccontarti una storia e per raccontarti un territorio, lo mantengo. Se io invece lo canto perché così presso a poco, insomma, se è una canzonetta che riesco a memorizzare, poi lentamente se ne va per altre canzonette memorizzabili, perché poi non è che questo repertorio se ne sia andato per chissà cosa, per altre canzonette che rispecchiavano un altro momento storico, ovviamente. Ma se noi andiamo a risalire a quella che è l'identità, al suono originale di un territorio, dobbiamo risalire al canto di tradizione orale. Pensate che lo stesso Hemingway scrive che la canzone che più gli ricordava la Grande Guerra è tutti mi dicono bionda, ma bionda io non sono, porto i capelli neri, neri per fare l'amore. Quindi
durante la prima guerra mondiale, quello che lui aveva memorizzato come canto era questo. Quindi quando penso a tutto quello che è il repertorio che viene cantato a ricordare la Grande Guerra, penso anche a un'operazione storica che ha snaturato la realtà. Eppure tutto questo è scritto, eppure tutto questo è raccontato, non è completamente scomparso, va ripercorso, va ricostruito, deve essere ridato un filo conduttore a questo, un filo conduttore che permette di non trasformare la tradizione in venerazione della cenere, ma di custodirla come fuoco di un'identità molto viva, molto consolidata, di secoli, direi. Visto che questa la sapete tutti, la cantiamo assieme.